Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'hanno aggredito in 11 con un tirapugni, rischia l'occhio il 14enne pestato da una baby gang al centro di Catania. Lo sfogo e il dolore del padre, sono arrabbiatissimo. Persone inqualificabili e i passanti giravano alla larga. È stato scarcerato dopo meno di 48 ore l'uomo che in un video picchiava un bambino di 10 anni, figlio della compagna. A deciderlo il GIP di Catania, Luigi Barone. Intanto nel rione San Cristoforo c'è rabbia e indignazione. Una plateale ritorsione dopo il ferimento del figlio di un boss di Paternò. 5 persone arrestate per l'agguato di vendetta. Nonostante i progetti di rilancio, il quartiere San Berillo di Catania rimane ostaggio dell'illegalità tra montagne di spazzatura, prostituzione e spaccio di droga. Finiscono in ospedale dopo un aperitivo tra amici la sera del 31 dicembre a Canicattì. Sospetti su possibili ostriche contaminate. Compie oggi 109 anni il più anziano di Sicilia, si chiama Giuseppe Neri e vive a Ribera nell'Agrigentino. Nato nel 1907, ha visto passare 10 pontefici. Calcio, il Catania pareggia in casa del Foggia e attende stasera il match del Benevento per capire se resterà in testa alla classifica. Attesi altri colpi di mercato dopo Bruzzaniti. Serie C, oltre le difficoltà societarie, Siracusa e Trapani hanno conquistato 2 vittorie di grande importanza che hanno dato nuovo entusiasmo alle squadre di Turati e Aronica. Ancora una baby gang in azione a Piazza Sesicoro, nel cuore di Catania. L'obiettivo, un 14enne che ha avuto l'unica colpa di trovarsi al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Lo sfogo, il dolore e la rabbia del padre. Ai microfoni di Adelaide Barbagallo. Ma suo figlio cosa le ha raccontato? Che è stato accerchiato e aggredito così gratuitamente? Mio figlio si stava incontrando era con un suo compagno di squadra, lui gioca a calcio, e si stava incontrando con gli altri ragazzi del Real Catania e non ha fatto a tempo perché erano 2, li hanno presi, li hanno circondati e questo ragazzo con un tirapugni da dietro, mentre mio figlio non vedeva, gli ha preso l'occhio, l'ha preso in pieno da dietro nell'occhio e l'ha massacrato. Ha molte contusioni anche nella schiena perché lui si è abbassato, è stato colpito con calci, pugni di tutti. Guardi, non mi faccia ripetere la scena perché sinceramente provo angoscia, rabbia, ira, tutto ciò che si possa provare in una situazione del genere. Come sta suo figlio? Mio figlio sta malissimo, ha già subito un intervento ieri, adesso apprendo proprio da poco che ha 3 buchi nella retina e c'è la possibilità che possa perdere l'occhio. È stato colpito con un tirapugni da 11 ragazzi, sono arrabbiatissimo per me e per tutti gli altri genitori che come me hanno ragazzi educati, cresciuti con dei valori e devono avere paura a far uscire i propri figli di casa perché succede l'impossibile per questi, non voglio neanche definirli. È stato aggredito gratuitamente, pestato. Quello che mi fa stare ancora più male è l'indifferenza delle persone che passavano intorno e facevano finta di nulla. E sono tanti i genitori di figli adolescenti sempre più preoccupati dagli episodi di violenza della De Barbagallo. Le mie figlie gli dico di ritratti presso, cioè verso le 11. La paura c'è. Chi ha figli in giovane età è preoccupato. Gli episodi di violenza in pieno centro a Catania, con vittime spesso minorenni, fanno crescere la sensazione di insicurezza. I nostri genitori si preoccupano e quindi ci fanno uscire di mattina con noi insieme, in compagnia, da soli no. Allora, diciamo che qui il venerdì e il sabato non è tanto bello perché ci vorrebbe un presidio, perché scende di tutto qua. Ci vorrebbe un po' più di controllo riguardo le persone in giro, soprattutto di notte. Poi ci sono anche furti, rapine e ad essere aggrediti sono spesso turisti, ma anche i residenti. Quel giorno al Garibaldi Centro c'eravamo 2 vittime di pestaggio, 2 vittime di violenza, io e quel ragazzino di 14 anni, peraltro figlio di un caro ragazzo, di una stimatissima persona. Qui si sta veramente perdendo il controllo.
La sicurezza è un processo che si costruisce nel tempo, sostiene Anna Labruna, che al centro di Catania ci vive da tempo. Si costruisce con provvedimenti amministrativi adeguati, si costruisce naturalmente evitando che si creino queste concentrazioni antropiche di persone in stradine assolutamente inadeguate. Noi chiediamo un impegno reale, effettivo, non i controlli burocratici amministrativi. Ancora minori vittime di violenza, questa volta in famiglia. È stato scarcerato dopo meno di 48 ore l'uomo che in un video, l'abbiamo visto, mentre picchiava con un cucchiaio di legno il figlio della compagna, un bambino di soli 10 anni. A deciderlo il GIP di Catania, Luigi Barone. Intanto nel rione San Cristoforo, dove vive la famiglia, c'è rabbia e indignazione. Emanuela Corsi. Sono schifata. Ammazzassi io, mi posso già seccare e ammazzassi io. A San Cristoforo non si parla d'altro questa mattina dopo la diffusione di un video dove un bimbo di 10 anni viene picchiato dal patrigno con un cucchiaio di legno mentre la madre assiste impassibile alla scena. 2 minuti tra insulti e violenze fisiche e psicologiche che hanno fatto montare l'indignazione soprattutto tra le donne. Questo bambino andava a scuola con i miei figli, le sorelle vanno a scuola con i miei figli. Ma era una mamma per bene, io i miei figli, non li voglio toccare i miei figli. E poi una chissà che i vicini fanno marciare così. Ma io sono veramente scioccata. E se io vi giuro sui miei figli, se la vedrei per strada, io ammazzo a Saida. Per farci pure che Ducaida ci fece pure al suo figlio, a due vecchio di me, perché per me è un orco, un cesso, proprio una merda, perché manco mascolo, perché mascolo ne fa queste cose. Qui nel quartiere nessuno si era accorto di nulla, come ci dice un uomo della zona. Non si sentivano voci, non si sentivano urla, non si sentiva niente. E se sapevate qualche cosa, cosa avreste fatto? Non ci arrivava a questo punto. Perché? Perché si fermava, non si andava avanti. Per la mentalità e per le cose giuste. Per la mentalità e per le cose giuste. Perché sta facendo un gesto su un bambino. I bambini non si toccano. È normale, non si toccano. Ma quel che è peggio è che l'uomo, l'orco come lo definiscono in tanti, ripreso nel video finito su TikTok, dopo meno di 48 ore è stato scarcerato. Per il GIP del Tribunale di Catania Luigi Barone l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Il giudice per le indagini preliminari non ha neppure convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga visto che l'uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame. Intanto il piccolo e le 3 sorelline sono state affidate temporaneamente ai nonni materni. La madre ha il divieto di vederlo. Una plateale ritorsione dopo il ferimento del figlio di un boss, 5 arresti a Paternò. Sentiamo Orazio Longo. Le indagini si sono basate sulle intercettazioni delle conversazioni e sulle immagini di sorveglianza. Questo è il video dove si vede avvicinarsi ed entrare in un'officina meccanica un gruppo di persone che poi subito ne esce fuori velocemente. I carabinieri di Paternò, su disposizione della procura e su richiesta della DDA, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 5 indagati. Il fatto contestato orbiterebbe nell'ambito del clan Assinnata. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, vi sarebbero stati propositi di vendetta nei confronti di un uomo, Alberto Forte, in seguito al ferimento avvenuto il 30 agosto e apparentemente scaturito da futili motivi di Michele Gabriele Giacoponnello, che sarebbe figlio di un personaggio di spicco dell'associazione mafiosa legata al clan Santa Paolo Ercolano. Il comando, armato di una pistola e di una mazza, sarebbe stato composto da 5 persone che, come violenta e plateale reazione, si sarebbe recato presso l'officina meccanica e avrebbe esploso 3 colpi. Della cosa lo stesso Forte avrebbe parlato telefonicamente con un familiare, riferendo di essere stato colpito e di essere riuscito a difendersi, avendo a quel punto risposto al fuoco con la propria pistola. Il fatto, seppur non denunciato dalla vittima, veniva riscontrato tramite il referto medico dell'ospedale Cannizzaro dove la vittima stessa si era recata, dichiarando falsamente di aver patito un sinistro stradale. Dall'analisi delle comunicazioni registrate, gli inquirenti avrebbero appreso dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza installato presso l'officina, teatro dell'attentato. Scoperte ancora altre armi e munizioni al quartiere Zen di Palermo. Oltre 100 uomini oggi hanno cinturato il quartiere per svolgere dei controlli. Marco Gullà.
Ancora armi e munizioni sequestrate allo Zen di Palermo. I carabinieri e la polizia nel corso di operazioni differenti hanno sequestrato ben 5 pistole. Una in via Gesia di Siracusa, allo Zen 2. L'arma era nascosta in una cavità ricavata nel sottoscala di un padiglione ed è stata individuata grazie al fiuto di un cane addestrato alla ricerca di esplosivi. La polizia invece questa mattina ha assediato il quartiere con l'impiego di oltre 100 uomini. Sequestrate 4 pistole, 3 sono state rinvenute in uno scantinato di un edificio limitrofo alla chiesa di San Filippo Neri, presa di mira negli ultimi giorni. In un altro scantinato del quartiere, precisamente in via Pensabene, è stata rinvenuta invece una cassaforte murata al pavimento, all'interno della quale era custodita un'altra pistola semiautomatica con delle munizioni. Ingente il numero di munizioni rinvenute, che ammontano a circa 1550 pezzi, tra cui munizionamento per Kalashnikov e per calibro. Armi e Zen, un connubio sempre più frequente nel quartiere palermitano, dai video che spopolano sui social con ragazzini che impugnano armi e sparano in aria, ai colpi di pistole e fucili contro la chiesa del quartiere. In questo momento lo Zen è una polveriera e proprio per questo la prefettura di Palermo ha disposto il rafforzamento delle misure di sorveglianza per la chiesa di San Filippo Neri. Domani arriverà allo Zen l'arcivescovo Corrado Lorefice per celebrare la messa delle 18. Un'ora prima si terrà un sit-in organizzato dalla gente del quartiere, stanca dei continui episodi che legano lo Zen alla cronaca. È un altro quartiere a rischio di Catania, questa volta parliamo di San Berillo, dove nonostante progetti di rilancio rimane ostaggio dell'illegalità tra montagne di spazzatura, prostituzione e spaccio di droga. Tonino De Mara. Montagne di spazzatura in strada e dentro case fatiscenti ed abbandonate, a volte senza un tetto, crollato, chissà quando. Nonostante proclami, progetti di riqualificazione e cantieri aperti, San Berillo continua ad essere una ferita aperta nel cuore di Catania. Via Garro è l'immagine simbolo del degrado, con la strada tagliata in due da un impressionante accumulo di spazzatura che non consente neanche il passaggio dei pedoni. Rifiuti di ogni tipo depositati, ammassati e bruciati, che ammorbano l'aria e che si mischiano all'odore di urine e marijuana, perché da queste parti lo spaccio è H24. Esasperati, indignati e rassegnati alcuni dei residenti che incontriamo tra le vie Pistone e delle Finanze. Se lei vede anche, guarda che cosa c'è lì sotto. Io da 47 anni che abito qua e invece di vedere miglioramenti vedo peggioramenti. Abbiamo visto delle abitazioni completamente disabitate che servono per accumulare rifiuti. Spazzatura, rifiuti, cose rubate, motorini, di tutto e di più. I turisti fotografano, poi quando si mettono lì dentro gli extracomunitari cercano di vendere la droga oppure li toccano e quant'altro, la gente scappa. Signor Sindaco, questa zona è la più bella zona di Catania. Cerchiamola di farla rivivere come era una volta, senza prostitute, punto. Negli ultimi mesi, per onor di cronaca, diverse sono state le operazioni di polizia per contrastare prostituzione e spaccio di droga, ma non appena sirene lampeggianti si allontanano, tutto torna come prima, ed anche peggio di prima. E sempre a proposito di rifiuti, scoperto un giro di un traffico illecito di rifiuti anche speciali alle porte di Niscemi, decine le persone coinvolte. Rita Cinardi. 20 misure cautelari, 2 imprenditori arrestati e un'azienda sequestrata per un valore di circa 2 milioni di euro è il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito dei rifiuti coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. In carcere è finito un imprenditore di Niscemi, mentre un imprenditore di Gela è stato posto ai domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero fatto parte di un'associazione a delinquere dedita in maniera sistematica e organizzata al traffico e alla gestione illecita di rifiuti speciali anche pericolosi. L'attività si sarebbe svolta in un'area situata nelle immediate vicinanze del centro abitato di Niscemi, dove i rifiuti dopo la pesatura venivano scaricati dai mezzi dei conferitori, quasi sempre autocarri, anche con l'ausilio di una gru, e accumulati direttamente sulla terra battuta del piazzale aziendale senza protezione e in violazione delle norme ambientali. Tra i materiali stoccati anche fusti, elettrodomestici, veicoli e rifiuti ferrosi con potenziali rischi di contaminazione del suolo e delle falde. Le indagini hanno inoltre documentato presunte condotte intimidatorie ed estorsive finalizzate al recupero dei crediti nei confronti di alcuni clienti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche un auto articolato e 5 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, tra cui motori non bonificati e filtri contaminati da olio. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie.
Finiscono in ospedale dopo un aperitivo tra amici per festeggiare il nuovo anno. È successo a Canicattì, sospetti sulle ostriche che hanno mangiato. Davide Sardo. Potrebbero aver mangiato ostriche contaminate. È questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti dopo il grave malore che ha colpito un uomo nel Canicattinese. Un uomo di 57 anni di Canicattì è ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un sospetto caso di botulismo, una rara e grave intossicazione alimentare. Il malore è scattato dopo un aperitivo consumato in un locale della città insieme ad alcuni amici. I fatti risalgono al 31 dicembre. Altri 3 amici sono stati ricoverati all'ospedale di Canicattì con sintomi simili, ma le loro condizioni sono meno gravi. Secondo le prime ricostruzioni, tra gli alimenti consumati potrebbero esserci state ostriche, ora al centro degli accertamenti sanitari. Anche altri clienti del locale avrebbero accusato gli stessi disturbi nelle ore successive. L'ASP di Agrigento ha attivato il protocollo sanitario previsto, avviando controlli e analisi per individuare l'origine dell'intossicazione e ricostruire la catena alimentare. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità. Le prossime ore saranno decisive per chiarire le cause e le condizioni del paziente che resta in terapia intensiva. Si allarga l'inchiesta per i rimborsi gonfiati all'ex rettore di Messina Cuzzo Crea, indagati anche alcuni dirigenti amministrativi. Francesco Triolo. Si allarga l'inchiesta sui rimborsi di progetti del Dipartimento di Chio Biofarm che ha coinvolto l'ex rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzo Crea. Giovedì prossimo si discuterà l'appello davanti al giudice del riesame, ma la Procura di Messina, con un provvedimento delle procuratrici Liliana Todoro e Roberta Laspeme, hanno inviato un nuovo avviso di garanzia a Cuzzo Crea e anche all'ex segretaria amministrativa del Dipartimento fino al 2022 Leonarda Urzì, all'ex segretario amministrativo dal 2022 al 2023 dello stesso Dipartimento Antonino Zagami e a Sebastiano Campagna, già direttore del Dipartimento dal 2019 al 2023. L'accusa formulata è peculato e falso. Sono 2 filoni dell'indagine, il primo legato ai rimborsi chiesti all'ex rettore, il secondo sulla legittimità di 61 decreti di pagamento emessi dal Dipartimento di Chio Biofarm a società private o imprenditori per finanziare progetti di ricerca, ma in realtà utilizzati per la costruzione di un'importante struttura per attività equestri a Via Grande. I 3 dirigenti saranno ascoltati dai PM ed essendo nella fase delle indagini preliminari tutto potrebbe concludersi anche con la prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità degli indiziati. Un ricorso in Cassazione per l'abnormità del provvedimento è stato presentato dalla Procura di Caltanissetta contro la decisione della GIP, grazie a Luparello, che ha rigettato per la seconda volta la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla pista nera nella strage di Capaci. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che indaga sulle stragi, durante la sua recente audizione in Commissione Antimafia aveva definito la pista nera zero tagliato, spiegando che restavano aperti più filoni di indagini. Ricorre oggi il 42esimo anniversario dell'assassinio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore dei Siciliani, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio dell'84. A Sostampa Sicilia e la sezione provinciale di Catania ricordano Fava come esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso, capace di raccontare i rapporti tra mafia, affari e potere. Secondo il figlio Claudio, la verità sull'omicidio non è ancora avvenuta per intero a galla. E a 109 anni il più anziano di Sicilia, si chiama Giuseppe Neri e proprio oggi spegne 109 candeline. Eccolo qui, lo vediamo in questo foto, il signor Giuseppe, che è nato il 5 gennaio del 1917 a Ribera, in provincia di Agrigento, e secondo l'Associazione Italia, che si occupa anche di tutela legale degli anziani, è il più longevo dell'isola. Rimasto vedovo nel 2014, dalla sua amata moglie Concetta ha avuto 2 figlie. Nella sua lunga vita ha visto succedersi re, capi di Stato e di governo e ha assistito all'elezione di ben 10 pontefici. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Passiamo al calcio. Il Catania pareggia in casa del Foggia e attende stasera il match del Benevento per capire se resterà in testa alla classifica. Sentiamo Marco Carli. Il ritmo che si abbassa, le scelte negli ultimi 16 metri, lanci lunghi e cross di troppo. A Foggia va in scena un film già visto in trasferta, compreso l'approccio positivo diventato patrimonio della squadra. Un approccio poco produttivo però, perché di tiri in porta veramente pericolosi non se ne vedono. E allora il Foggia prende coraggio e combatte. Toscano analizza. Quando noi giochiamo con due trequartisti e non con Lunetta o con un altro attaccante che sa riempire l'area, non è l'impressione, non la riempi. Sto cercando di stimolare sia D'Ausilio sia Jimenez di riempire l'area, perché a rimorchio ci possono arrivare anche i centrocampisti o i quinti. Poi c'è la regola non scritta del calcio. Di Gennaro non segna di testa il gol del vantaggio. E dall'altra parte invece ecco la gran rete di Bevilacqua, al volo, sotto la traversa. Gol sbagliato, gol subito, quasi una conseguenza, così come è conseguenziale l'innesto di Rolfini che ha lo spunto vincente. Non è fortunato perché avrebbe meritato il gol, invece ci pensa Jimenez a causare l'autorete di Buttaro. Adesso torna protagonista il mercato, dopo Bruzzaniti in tribuna a Foggia che comincerà in settimana ad allenarsi con la squadra, obiettivo centrocampista. Si dialoga con l'Atalanta per Giabua, l'alternativa principale è Vallocchia, fari puntati anche sul difensore. Intanto Pastore parla così della questione Jimenez. Non ti dico che è una sensazione positiva perché vi ricordo quest'estate con Inglese come è finita, però Caleb vuole rimanere e noi lo vogliamo tenere, penso che già sia un punto di partenza importante. Oltre alle difficoltà societarie, Siracusa e Trapani hanno conquistato 2 vittorie di grande importanza che hanno dato un nuovo entusiasmo alle squadre di Turati e Ronica. Francesco Triolo. 2 vittorie fondamentali per aspetti diversi, ma fondamentali sia per il Siracusa che per il Trapani. Gli azzurri hanno spazzato via una delle regine del campionato, la Salernitana, in un momento complicatissimo per il futuro societario. Un avvio determinato con il gol di Di Paolo dopo un minuto ed una pressione costante da parte degli uomini turati che nel finale del primo tempo hanno raddoppiato con Contini e poi sono stati anche lucidi nella ripresa, nel gestire il ritorno della Salernitana, trovando il 3-1 nel momento migliore dei Granata. Sono 3 punti che fanno uscire per il momento il Siracusa anche dalla zona play-out e il direttore sportivo ne rilancia sul mercato. Sono andati in via e andranno via diversi elementi, ne arriveranno altri, ha precisato. Successo fondamentale anche del Trapani che ha battuto il Casarana al provinciale con un gol dell'ultimo arrivato, il rumeno Stauciuk. 3 punti arrivati in un clima di grande contestazione nei confronti della proprietà e al termine di una partita dove i Granata hanno fallito diverse occasioni prima di arrivare al vantaggio. È una bella iniezione di fiducia per la squadra, come ha detto anche l'allenatore Totò Aronica, che sul mercato ha visto partire gente come Ciotti, Carriero, Negro e presto anche Canotto. Calcio 5, la Meta Catania ha conquistato la finale di Supercoppa di Futsal che giocherà questa sera contro Eboli in casa dei Campani che ospitano la Final Four e hanno eliminato Napoli. I rossazzurri hanno vinto 6-3 in semifinale contro Genzano dopo il vantaggio iniziale dei laziali. I rossazzurri fanno partire la rimonta e il sorpasso con Sacon, Podda e la doppietta di Turmena. Genzano accorcia le distanze ad inizio ripresa, ma la Meta resta padrona dell'incontro e allunga fino al 6-2. A poco serve la rete sul finale dei romani, la Meta è in finale e può avvistare il successo ottenuto l'anno scorso a Catania. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi lascio adesso ad Anteprima Corner, a tutti un buon pomeriggio.